Torna terzo tempo e apriamo questo 2025 in prima serata con lo speciale dedicato alla Coppa Italia di Eccellenza. Ben 21.000 telespettatori collegati per seguire questo evento che ha visto trionfare per la prima volta, traguardo storico, il Codroipo. In studio con noi i protagonisti. Li avviso, mettetevi comodi e anche voi a casa perché è una puntata davvero speciale con immagini esclusive, sigla e subito una clip per entrare in atmosfera Coppa. Riviviamo tutto con terzo tempo. Ecco voi, la finale. Davai 1, Codroipo 0, bomba! E il Codroipo si salva. Ha pareggiato Codroipo con Rizzi, che bella azione questa! Super parata di Moretti! Per la prima volta in 105 anni di storia il Codroipo vince la Coppa Italia di Eccellenza. Dopo il Brian Lignano c'è una nuova storia, è quella del Codroipo. Eh sì, la storia del Codroipo la raccontiamo stasera a terzo tempo. Ben ritrovati, al mio fianco la Coppa Italia, il trofeo Diego Meroi, una coppa da ascolti record, 21.000 telespettatori, insomma hanno visto trionfare il Codroipo che per la prima volta arriva a questo traguardo, la Coppa Italia. Allora stasera con noi ci sono alcuni dei protagonisti, avete già cominciato a vedere delle immagini esclusive perché abbiamo ripreso davvero questa Coppa da diverse angolature per stasera analizzarla e rivivere tutte le emozioni appunto della Coppa del record, degli ascolti, ma questa Coppa che resterà nella storia del Codroipo di Luciano Facchini, buonasera, buonasera, ciao Luciano, buonasera. Del presidente Marco Nardini, buonasera a tutti. capitano Alessio Codromaz e l'MVP Luca Moretti. Buonasera a tutti. Per commentare insieme a me Simone Fornasiere. Ciao, buonasera. E analizzare questa finale mister Ermanno Tomei. Ciao Massimo, buonasera. Allora, innanzitutto, insomma, com'è 2 giorni dopo? Facciamo un giro di emozioni post, mi avete raccontato, lo rivivremo stasera, tutto quello che è stato nel finale di partita, perché chiudiamo la trasmissione con un mini documentario riguardo questa Coppa, però 2 giorni dopo, come ci si sente? 2 giorni dopo ci sentiamo con una grande vittoria di aver fatto una cosa storica per Codroipo, per la comunità di Codroipo, per la società polisportiva Codroipo, e da stasera i giocatori sono in campo ad allenarsi pensando a domenica che dobbiamo affrontare una squadra forte, quella del Cras. Marco. È calda, l'emozione è veramente calda,
calda perché ho vinto dei campionati col Codroipo, ho passato tutta la vita a Codroipo e questi risultati adesso li ho raggiunti da presidente e 2 giorni dopo è ancora viva perché credo che sia la ciliegina sulla torta per questa società ad oggi. Codroipo che in passato ha vinto una coppa di prima categoria, Prima del triplete, il triplete, quindi insomma già lì aveva messo, le basi si mettono da lontano, no? Per cominciare un percorso di crescita e l'ascesa del Codroipo è cominciata da lì, vero Luciano? No? Dal triplete, siamo andati in promozione. Eravamo, chi era l'allenatore che non mi ricordo? Bressanuti, che ci ha fatto sognare, perché per noi anche in quella volta lì, quell'anno lì è stato un grande sogno vincere il campionato, la Coppa e la Supercoppa come la... È vero, c'era la Supercoppa. Poi con Bressanuti abbiamo cominciato a lavorare per costruire la squadra e Bressanuti ci ha dato le dimissioni. E da lì abbiamo conosciuto... io ho avuto il modo di conoscere mister Fabio Pittilino, perché io ho chiesto, ricordo, al direttore sportivo di allora, tira fuori un allenatore che sia all'altezza per fare un campionato che non dobbiamo tribolare. Pittilino in quel momento era libero, abbiamo dovuto corteggiarlo come una bella donna, perché per voi, per gli allenatori, passare dall'eccellenza in promozione è uno stress mica di poco conto. L'abbiamo convinto, è venuto a vedere la struttura di Codroipo, l'abbiamo convinto e poi insieme a lui abbiamo costruito la squadra che credo che ci ha permesso di fare il salto diretto in eccellenza. In eccellenza, vedete il percorso, il triplete, l'arrivo di Pittilino e il ritorno di Pittilino, ed è proprio lui a portarvi in quello che poi è il punto più alto della storia del Codroipo con la Coppa di Eccellenza. 2 giorni dopo sentiamo Codromaz e Moretti. Io l'ho detto tante volte, per me è un sogno perché abbiamo avuto una crescita esponenziale secondo me, iniziata probabilmente già dall'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo avuto dei risultati che sono stati altissimi e quest'anno ci stiamo confermando. È un'emozione unica anche perché c'era tantissima gente, come hai detto tu prima, 20.000 persone da casa che guardavano. 1.400 a San Vito. Altro che dilettanti, sembravamo veramente dei professionisti. E poi insomma, quanti toscanelli avevi portato? Ne ho portati un pochettini per festeggiare alla fine. Perché dovete sapere che Codromaz ha questo rito con il fratello che di coppe ne ha già vinte un paio. Ne ha vinte 3. 3? Sì, esatto, perché ne ha vinte tutte e 3 col Brian. Toccava a te, no? Era arrivato il momento, sì. Ne ho perse 2 e alla terza non potevo dire un'altra volta di no. Infatti è una delle storie che raccontiamo fra poco per raccontare la magia di questa prima storica Coppa in bacheca del Codroipo. Luca. Adesso forse iniziamo a realizzare quello che è stato fatto, no? E, come abbiamo già detto, 105 anni di storia, la prima finale di Coppa Italia di eccellenza e riuscire a vincerla in quel modo lì è stato bellissimo. Come ha detto anche il capitano, c'è stata una crescita da 2 anni a questa parte di questa squadra esponenziale veramente. Allora, io chiedo ai miei opinionisti di stasera, abbiamo sbilanciato la situazione, no? Rispetto al martedì, spazio ai protagonisti e solo 2 opinionisti per questa puntata. No, 2 giorni dopo, la prima cosa che viene in mente a voi ripensando a questa finale, qual è? Che sia un aspetto emozionale o tecnico? Che cosa vi è rimasto di più? Fornasiere. Beh, io direi emozionale perché ormai è consolidato che la Coppa Italia di Eccellenza è l'evento del calcio dilettantistico in Friuli Venezia Giulia. Io credo record di spettatori degli ultimi anni, almeno quelle che abbiamo visto noi gli ultimi 8-10 anni. Magari il Codroipo è testimone diretto perché l'altro anno l'ha organizzata loro, credo non ci fosse tutta sta gente, no? Così no. E quest'anno c'era un problema di tempo, anche se vi ricordate. Sì, è vero, è stata sì, rinviata di un giorno, no? È vero, si è cambiato il giorno. Sì, si è cambiato un giorno per poter giocare. E quindi a me l'aspetto che viene in mente è questo. Poi se devo dirti del Codroipo, beh, il Codroipo è arrivato in eccellenza per la prima volta nella sua storia con Pittilino 5 anni fa, non c'era mai stato. Quindi è sintomatico di una società in crescita, di questo va dato atto ai dirigenti. Infatti dopo bisogna capire questo percorso, no? Come mai Codroipo ci ha messo così tanto. Però prima sentiamo Tomei su cosa resta.
sto notando una cosa, che la Coppa Italia regionale è diventato ormai un evento forse direi eclatante per quello che concerne il nostro movimento regionale, perché mai come domenica io ho vinto la Coppa Italia anch'io, però tutta questa gente, questa organizzazione, questa preparazione, TV, io tutta questa cosa qua onestamente non l'ho mai viste, e quindi credo che sia un evento che sta crescendo negli anni e sta avendo sempre più attenzione da parte del pubblico, del Friuli. Piace, è un evento che piace molto. Che poi ormai anno dopo anno tutti vogliono migliorarsi, sì. Mi ricordate quando la fece Gemona dovevano migliorare, l'anno Io credo dopo che Gemona di più. abbia aperto forse, sì, Gemona, un no? ciclo a livello organizzativo, no? Ma poi non ce n'è stata una che non sia stata organizzata perfettamente. No, partiamo dal presupposto che chi si prende l'impegno, voi ne sapete qualcosa, di organizzare una Coppa Italia significa, in questo la Sanvitese facciamo i complimenti, ma lo faremo in questa trasmissione, significa mettere a disposizione volontari, tempo, dedicare una giornata, è un impegno vero, no Marco? Più di una giornata. Più di una giornata. Assolutamente, cioè nel senso lo posso dire anche per la Sanvitese, perché quando l'abbiamo preparata a Codroipo ovviamente c'erano delle tempistiche un po' diverse, però stiamo parlando di mettere in moto minimo 50 volontari, che non è poco, mettere in moto 50 volontari, prepararla giorni prima, preparare il campo, preparare le tribune, preparare il chiosco, cioè è una gestione a 360 gradi che sicuramente però ti porta visibilità e anche entrate. Certo, ci mancherebbe. Peraltro possiamo dirlo, domenica mattina la Sanvitese arriva al campo e si accorge che non c'è la corrente elettrica. Hanno chiamato l'imprevisto classico. L'imprevisto classico, hanno chiamato il loro sponsor, che è un'azienda di elettricisti o quello che è, e gli ha mandato, fortunatamente essendo in rapporti, gli ha mandato 2 operai, altrimenti non c'era la corrente. È vero, è vero. Ecco, da giocatori adesso Luca, ma è diventata quindi questa Coppa quasi un obiettivo più grande addirittura del campionato, mi viene da dire, anche se poi torniamo a parlare, a proiettarci sul campionato, che agonisticamente è il vero obiettivo, no? È stata, però non so, da giocatori come vivete questo paragone Coppa-campionato? Io sono d'accordo assolutamente, la Coppa è un momento particolare, è un momento a sé, perché ti permette di arrivare a un obiettivo, che tra l'altro è il primo obiettivo, in una maniera molto, molto bella, perché hai delle sfide interne che ti permettono di raggiungere un traguardo che può essere storico per alcune società, perché comunque fai un percorso da una parte e dall'altra, puoi trovare qualsiasi tipo di squadra, può arrivare in finale sia una squadra forte che può ambire al campionato, che una squadra magari, tra virgolette, più scarsa. Sì, o comunque meno pronta per il campionato, però forse è proprio quello che c'è attorno che rende la Coppa il momento come evento sicuramente la Coppa è l'evento principale, la finale di Coppa, l'abbiamo già detto, è la partita più seguita dell'anno, quindi non so dirti se forse è l'obiettivo principale per alcune società, però non forse... lo so, per voi un po' lo è stato, l'avete messo veramente come obiettivo, no Presidente Luciano? Ma noi con Pitilino, quando ci siamo visti io e Nardini, lui ci fa: quali sono gli obiettivi? Ma gli obiettivi noi, come tu sai, noi lavoriamo per obiettivi. Noi abbiamo pianificato di arrivare dove siamo, abbiamo lavorato in questi anni, gli abbiamo detto: la finale di Coppa è una salvezza serena e tranquilla. Quello della salvezza poi ne parliamo, però regia, mi potete alternare, mi potete dare subito Pitilino che parla di queste emozioni della Coppa e poi andiamo col servizio su quello che è la storia dietro alla vittoria del Codroipo. Sentite proprio cosa ci ha detto Pitilino, il mister. Ma è un momento di euforia. Per me è stato un periodo complicatissimo. Da Natale in poi è duro, perché Facchini mi aveva chiamato il primo giorno e mi aveva detto: cerca di portarmi in finale, poi ce la facciamo e vincere, e Nardini mi aveva detto la stessa cosa, quindi preparare la Coppa ti sfibra, perché è così, e ti toglie energie, te ne dà ma te ne toglie tanti, quindi oggi quando mi sono alzato, che ho dormito poco ma anche per problemi miei, ho detto finalmente ci siamo. È 4 giorni che vedo video del Tamai, se non anche qualcosina di più, e ho cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile per dare in mano ai ragazzi l'opportunità di vincerla. Infatti io venerdì gli ho detto una cosa: vi ho rotto le scatole e quant'altro per darvi la possibilità
di non far festa venerdì sera come capita di casa, ma farla domenica dopo la partita. E sono stati bravi e ce l'abbiamo fatta. Cioè, mi avete sfibrato Pittinino. No, per sfibrare Pittinino ce ne vuole, è difficile. È molto difficile. Però devo dirvi, almeno io personalmente, ma credo tutti noi, siamo contenti per lui. Perché lui è una persona che merita i risultati che ha ottenuto. Lo dice anche un po' emozionato, Luciano. Sì. Bello, mi fa molto piacere. Marco? Sì, devo essere sincero, a livello umano, mi collego a quello che ha detto Luciano, è una persona con dei valori importanti, che sa lavorare all'interno di una società, e secondo me questo è molto importante. E poi io, c'è da dire anche, non si ricorda, io ce l'ho avuto anche come allenatore e non mi ha fatto giocare per 3 mesi. Sì, adesso non perché avessi fatto qualcosa di male, perché dovevo ancora crescere e quant'altro, okay. Però c'è un percorso comune. Comunque da questo punto di vista non è che l'abbiamo sfibrato, però è una persona che ci tiene a 360 gradi a quello che fa e ai ragazzi che allena. Ha una rosa ampia e quindi la pressione ci sta. Ma ha parlato niente festa venerdì ma festa domenica, quindi chi ha fatto più festa? Ah, il nostro presidente. Ha vinto lui, per distacco. A mani basse. Si può dire l'orario di chiusura della festa del Codroipo? Tranquillamente alle 5:30 ero a casa. Boh. Giusto? Sì, in un modo o nell'altro. Non sapevo esattamente dove erano le coppe, però poi i ragazzi in maniera molto responsabile mi hanno detto ce le abbiamo noi. Bravissimi. Beh, ce l'aveva Rizzi, tra l'altro. Bravo, un ragazzo giovane e serio. Bene che il presidente non sapeva dove erano le coppe. In quel momento lì un po' di panico c'era, no? Sì, assolutamente. Al mattino mi sono alzato. La coppa. Per fortuna Rizzi mi ha scritto, ce l'ho io. Grazie. E sono qua stasera con noi per raccontarvi la magia di questa coppa. Cosa c'è dietro la storia del Codroipo? Quali storie racconta una coppa? Servizio. È una grande soddisfazione. Io dico per noi oggi, come dice qualcuno, è magia. La magia della Coppa Italia sta anche nelle storie che racconta, perché vincere per uno di Codroipo vale di più. Per uno come me che ha fatto tutta la sua carriera calcistica e poi ha concluso nel Codroipo, adesso è diventato presidente e dopo il lavoro, gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni siamo riusciti ad arrivare a questo risultato non scontato, è fantastico. Poi per me che sono codroipese doc, riuscire a vincere questo trofeo col Codroipo è una soddisfazione immensa. Io sono partito proprio dalle giovanili qua a Codroipo e riuscire poi dopo aver fatto, insomma, ho girato tante squadre eccetera eccetera, riuscire a portare a casa il trofeo più importante della società è un motivo di orgoglio sicuramente. Il fatto di essere di Codroipo e soprattutto riuscire a portare una coppa in casa, appunto, una società dove vivo, anche mi fa ancora più felice. Poi Rizzi e Codromaz volevano vendicare precedenti sconfitte. C'era la paura, siccome, come ti raccontavo prima, ne ho perse 2 su 2. Mi scocciava perdere un'altra finale dopo quella del torneo delle regioni e ce l'avevo proprio, la sentivo questa finale. Non perde il Codroipo e l'ultimo rigore della tranquillità lo sigla Ruffo, che è tornato qua per vincere. Sì, una soddisfazione incredibile che la società prima di tutto si merita per la sua grande storia, società che ringrazio perché comunque mi hanno sempre fatto sentire a casa, una giornata di calcio che per il Codroipo rimarrà sicuramente nella storia. E poi c'è Cassin che vince a casa sua a San Vito al Tagliamento. Sono partito da qua, ho vinto qua, sono arrivato a vincere un trofeo qua e diciamo che si è chiuso un cerchio per me, infatti è un'emozione unica perché essendo di San Vito puoi solo immaginare. E adesso la magia della Coppa Italia, dopo averla ospitata, non resta che provarla proprio alla Sanvitese. E allora, Tammai ha ospitato una finale, ci è arrivato, Codroipo l'ha ospitata, ci è arrivato, l'ha vinta, dopo tocca a voi. Oggi ci siamo davvero ingolositi, abbiamo già io e Minatel detto a Moroso che il prossimo anno l'obiettivo è arrivare in finale di Coppa, anzi abbiamo detto che dobbiamo vincerla sinceramente. Però ci sta. Sembra facile. Non è così. No? Però sarà un caso... quelle società che vogliono crescere creano proprio questo step della Coppa Italia, mister, no? Quindi anche la Sanvitese probabilmente
Ma credo lo deve mettere come obiettivo. No? Come parlavamo prima, come dicevano anche i ragazzi prima, è diventato un obiettivo secondo me di primaria importanza, visto tutto quello che gira intorno alla Coppa. E la San Vitesse secondo me ha tutte le possibilità per cercare di organizzarsi per poter puntare eventualmente a una finale di Coppa, perché poi vincerla non è facile. Vincerla è un altro discorso. C'è un dato che mi fa riflettere sulla Coppa però, che in un momento di quasi difficoltà per le società udinesi, perché sono rimaste in 5 in eccellenza, da 5 anni almeno Manzanese, 3 volte il Brian e il Codroipo, la Coppa resta a Udine. È vero. Prima della Manzanese, adesso dovrei andare, perché a memoria non mi ricordo. Era una squadra di Trieste, sì, no, dico una squadra... Sì, no. Vesda, San Luigi, San Luigi, forse avrebbero, però sono 5 anni che la Coppa Italia resta a Udine, in un momento dove le udinesi non brillano, ce ne sono 5 in questo momento udinesi, è vero. Abbiamo avuto momenti di 8, 9 udinesi, Certo, allora Codroipo, quindi c'è anche questo, l'orgoglio di Tonizzo, di Rizzi, no? Marco, tuo. Bello, veramente bello, perché ne parlavo con Tonizzo in macchina andando alla presentazione a San Vito a proposito di questa cosa qua, che lui ha oggettivamente, per sue qualità, capacità, per il suo percorso di vita, girato molte squadre di Serie B e poi è tornato a Codroipo. Tonizzo di Codroipo, c'ha suo padre in negozio a Codroipo, lo conosco da una vita, cioè il suo negozio è vicino a casa mia, e lui mi ha detto, prima che succedesse tutto questo, mi ha detto, per me essere qua oggi, che sono in rappresentanza della società e sto per vivere una cosa del genere, è bellissimo, perché delle volte si fanno dei giri immensi e portare la storia a casa propria non è cosa da tutti i giorni. No. Siete riusciti a mantenere in questo percorso di crescita un legame con il vostro territorio ed è quello che volevate, no, Luciano, far qualcosa per Codroipo, era un obiettivo, no? Questo effettivamente è così, noi ci siamo dati l'obiettivo. Allora, tenete conto un dato, a Codroipo il calcio ha sempre avuto problemi a sfondare. Perché? Perché a Codroipo una sera ho posto questo a un tavolo che si cena con degli amici e uno mi ha detto, guarda, che a Codroipo la storia dello sport di Codroipo è la pallacanestro. Vero. Perché la pallacanestro maschile e femminile è stato a livelli molto molto alti, per cui il calcio è sempre stato secondo. Io mi ricordo quando ho cominciato a seguire mio figlio che era nelle giovanili, lì, nei ragazzini, il Codroipo calcio era tra la seconda e la terza categoria, non tra la prima e la seconda, prima e seconda. Noi mi ricordo un anno abbiamo fatto lo spareggio per rimanere sul rivolto, che se il giocatore ha una porta vuota, la butta dentro, andavamo noi in seconda. È vero. E da lì siamo partiti per ricostruire squadra. Tenete conto che abbiamo un settore giovanile, ci sono più di 180 ragazzi, e anche di più. Anche di più cioè abbiamo lavorato per costruire un rapporto, una prima squadra forte, ma avere un rapporto forte con il territorio. Beh, la struttura stessa, adesso avete una struttura ampliabile ancora, voi che è di prim'ordine. Cioè, però voglio dirti che il Codroipo non ha avuto momenti di questi certo. Livelli qui, anche se ha 100 e passa anni di storia del calcio, no? È vero, mi ricordo quel passaggio lì che avete rischiato. Avete un giocatore voi molto bravo che era decisivo in quel periodo. Adesso mi sfugge il nome. I Zampieri hanno avuto davanti loro quel periodo? No, Zampieri era attore. Era l'attore. Noi abbiamo avuto Mazzolo davanti. Mazzolo sì. Abbiamo avuto Mazzolo davanti, adesso non so chi... Mazzolo che poi se n'è andato subito perché poi la categoria l'aveva chiamato Fagagna, ricordo. Quando era ritornato. Dopo era. Alla fine, quando giocavo io ed eravamo in prima categoria... Poi ha fatto il direttore da voi anche, non per un anno. Sì. Insomma, un percorso, dicevamo, c'è questo orgoglio di aver vinto per Codroipo, poi le storie appunto di Alessio, ma anche Ruffo, il ritorno di Ruffo, capitano, importante, no? È un ritorno fondamentale secondo me, perché è un ragazzo d'oro. Innanzitutto per me Codroipo è diventata famiglia, ormai sono 4 anni che sono qui e devo dire che con i ragazzi si è creato veramente un clima familiare. E con Enrico il ritorno è stato fondamentale perché lui ci dà
oltre a livello di gruppo, in campo ci dà una grossa mano con la sua velocità, con la tecnica e la tenacia che ha. Ecco, dopo parleremo anche un po' di giocatori di singoli, andremo a analizzare questa finale oltre la parte emotiva, però squadre che stanno bene, squadre che stanno meno bene. Facciamo un piccolo punto in attesa della ripartenza. Da domenica riparte tutta l'eccellenza e poi tornerà in campo la promozione. Questo fine settimana c'è la Coppa, quindi dal Codroipo ci torneremo fra poco. Mi sposto con i miei opinionisti per parlare di Serie D. Due situazioni da analizzare: il Cernis Muzzane che sta bene, il Chions invece che è in crisi. Allora, piccolo passaggio che abbiamo fatto alle 19:30 in trasmissione con Nicoloso parlando della crescita del Cernis Muzzane. Vediamo, sentiamo. Ripartire così, la miglior cosa, no? È la cosa migliore, ripartire con i 3 punti come abbiamo concluso era la cosa che ci auspicavamo e così è stata. È stata una partita anche parecchio combattuta e tosta perché siamo stati 60 minuti in 10 sì. E abbiamo dimostrato secondo me grande compattezza e un risultato meritato. Riuscire a portare a casa una partita in inferiorità numerica, ci siamo riusciti per la seconda volta e questo secondo me è una dimostrazione che comunque sì. Questa squadra c'è e stiamo facendo un ottimo percorso di crescita. No, in questo momento non parliamo di obiettivo playoff o di qualche obiettivo particolare. Cerchiamo di affrontare ogni settimana, ogni partita al meglio, cercando di poter ottenere i 3 punti, poter vincere, dare continuità e raggiungere sicuramente i posti più alti della classifica, perché comunque a calcio si gioca per vincere e quindi è chiaro che più su stai e meglio vivi la settimana e quindi è una continua ricerca del miglioramento e una continua ricerca della vittoria della domenica. Ma questo Cernis Muzzane ha trovato, ora lo possiamo dire, una consapevolezza di squadra. Sì, quello si può dire sicuramente. Quello l'abbiamo trovato e i risultati che stiamo ottenendo lo stanno dimostrando. Quindi dobbiamo continuare così, migliorare ancora dove bisogna migliorare per cercare di ottenere i risultati più importanti. Mister Tomei, questo Cernis Muzzane può tornare a pensare a posizioni come playoff, anche se giustamente predica cautela, Nicolò? Deve, perché non è che fa storia oggi il Cerlins, la storia la faceva gli anni scorsi quando purtroppo le cose non andavano bene, tutti parlavano di un Cerlins male. Quest'anno secondo me il Cerlins sta facendo quello che deve fare, vista la rosa che ha a disposizione, visto il budget che ha a disposizione, vista l'organizzazione che c'è, credo che sia il giusto premio, fra virgolette, che una società oggi si merita e sono convinto che non si fermano qui, sono convintissimo. Anche secondo me stanno cominciando a spostare gli obiettivi, Simone. Ma stanno iniziando a costruire finalmente, o no? Sì. Finalmente si è capito che non si vince ai primi anni cambiando tutto, bisogna partire con una base, bisogna quest'anno secondo me arrivare ai playoff. Il prossimo anno bisogna consolidare, mettere vicino qualcosa ripartendo da quell'ossatura, arrivare di nuovo magari ai playoff, magari giocandotela un po' di più o provando a stare meno lontano e poi puoi provare. Comunque sono percorsi che non sono facili. Percorso di crescita dimostrato da questo dato che parlavamo con Nicoloso, seconda partita in 10 che riesce a portare fuori 1-0 e quello che parlavamo con Zironelli prima di Ravenna. Questa squadra dal passare a subire gol, mister, a non subirli. Il cambio di mentalità, anche il cambio di tattica, di mentalità di mister Zironelli sta pagando. Si chiama consapevolezza, Massimo, in termini tecnici. Si chiama consapevolezza, sono d'accordo. Cernis Muzzane di adesso, che non lo aveva mai fatto in questi anni, è consapevole. Forse un anno con Moras. Sì, il primo anno di Moras era stato buono. Adesso 5 vittorie le ultime 7. Infatti. E 2 pareggi, uno non fa nemmeno testo, perché vi garantisco che la partita con l'Adriese, ed è stato giusto sospenderla e ci mancherebbe, al 20° del secondo tempo il Cerlins li aveva messi là. Io sono quasi convinto, coi senno di poi non si va da nessuna parte, che avrebbe vinto anche quella partita. Poi giusto, attenzione, ci mancherebbe, è stato giusto sospendere.
Sì, è uscito dalla Coppa in modo clamoroso anche. Ha fatto benissimo anche in Coppa, assolutamente. In Coppa, sì, imbattuto poi al 94esimo, quindi... No, infatti. Invece il Brialignano, giornata da dimenticare adesso. Purtroppo sì, ho parlato giusto ieri con mio fratello e mi ha detto che purtroppo l'ultimo periodo, a parte la grandissima vittoria che hanno avuto con le Dolomiti, hanno avuto questo calo. Non riescono più a trovare continuità, no? Ma la categoria è impegnativa per una neopromossa, stanno facendo benissimo il Brialignano. No, benissimo. Sì. Peccato però, come sappiamo, no, mister, adesso inizia il campionato. Parlavamo prima col Presidente, anche il campionato di Serie D inizia adesso purtroppo. Inizia adesso? Purtroppo per il Brian, nel senso che adesso devi stare attento. Adesso deve stare attento, deve riuscire a consolidare. Mese impegnativo questo, 2 turni infrasettimanali, 15 e 29. Assolutamente. Adesso non ricordo il Brian, ma è capace che devi tornare a Bergamo di mercoledì. Cialin sicuro va a Bergamo di mercoledì 29. No, gennaio è importante, darà le indicazioni, le darà anche al Chions che ha diversi scontri salvezza adesso a gennaio. Abbiamo parlato di Chions con il collega del Messaggero Veneto Alberto Bertolotto. Sentiamo cosa ci ha detto. Questa squadra ha 14 punti e addirittura non segna un gol su azione da 501 minuti. Sono tantissimi, considerato che davanti ci sono calciatori come Valenta, è stato ingaggiato Moreo che la scorsa domenica non ha giocato, e Danti che comunque ha più di 200 partite nei professionisti. È chiaro che non è che si mette un giocatore lì e qualcosa si sistema. Tuttavia neanche il cambio di giocatori ha portato poi i frutti, perché sono stati presi inizio anno giocatori e poi cambiati. Secondo me questo conferma come la Serie D ormai è un campionato per cui bisogna strutturarsi, ma bisogna strutturarsi a tutti i livelli, non basta comprare una serie di giocatori. O hai una disponibilità a un fondo illimitato, o se no devi cercare di creare un qualcosa di più virtuoso, e lo sottolineo sempre, a partire da chi sceglie i giocatori. È giusto mettere l'Enisa in discussione? Beh sì, è assolutamente giusto, perché i risultati purtroppo parlano da soli. Il punto è che Chions è una realtà anomala, nel senso che la storia dice che il presidente Mauro Bressan non esonera gli allenatori tanto facilmente. Cioè il Chions a gennaio, alla fine di gennaio si capirà se questa squadra potrà puntare a lottare per la salvezza diretta o dovrà passare attraverso i play-out. Certo. Stecchi clamorosamente la prima 5-0, anche un allenatore può dire: guardate ragazzi, faccio un passo indietro. Tomei, cosa pensi di questa lunga riflessione di Bertolotto che tocca più punti, tocca il fatto della parte dirigenziale, tocca anche appunto mettersi in discussione l'Enisa, che è un momento difficile. Tu come commenti questa riflessione? Ha detto tutte cose giuste secondo me Alberto, non ha sbagliato quasi nulla. Il problema del Chions probabilmente è il fatto che si tratta sempre di cambiare, non ho capito come mai si arriva a questi livelli qui di dover cambiare per forza di cose un allenatore che l'anno scorso ha fatto bene, che ha portato la squadra a una salvezza tranquilla. E questi qua sono errori, dal mio punto di vista, errori che una società prima o poi paga. In questo momento è giusto mettere in discussione l'Enisa e in discussione proprio questo ritorno, Simone, di l'Enisa a Chions. In questo momento va messo in discussione chiunque, la società, l'allenatore e i giocatori, cioè è una situazione precaria veramente, quindi va messo in discussione tutti. Alberto dice l'allenatore non fa un passo indietro, ma come non li fa l'Enisa lo fanno in pochi il passo indietro, è una roba ormai che giustamente forse si usa poco, però assolutamente va messo in discussione anche l'allenatore. Se i risultati non arrivano, colpa di qualcuno sarà, oppure la squadra non è all'altezza del campionato. No, il ragionamento è il Chions ha cambiato tutto, ha cambiato tanto, quindi vuol dire tu hai fiducia della scelta del ritorno e del lavoro del mister. È il momento che il mister trovi le soluzioni. No, bisogna dire anche la verità, Massimo, cioè bisogna dire che quando si sbaglia. Il presidente può anche testimoniare, quando si sbagliano delle scelte bisogna avere il coraggio di dire abbiamo sbagliato la scelta, abbiamo sbagliato il mister, che problema c'è? Non c'è nessun problema. Quest'anno loro hanno fatto secondo me qualcosa di enorme, di grandissimo, oltre alla vittoria della Coppa
la completezza della rosa, la qualità della rosa, il mister, una persona con la P maiuscola, no? Pittilino e persona, e quindi tutto questo porta alla fine ad arrivare a questi risultati. Ma quando si sbagliano le scelte, e lì le scelte secondo me, visto i risultati, sono state sbagliate, bisogna avere il coraggio di dirlo. Ragazzi, abbiamo sbagliato, mister, grazie, arrivederci. Poi è brutto dirlo, però in queste situazioni alla fine quello che è più facile far pagare è anche quello che può essere un'ipotetica soluzione è il mister, perché ad oggi non puoi cambiarne 10. Chions non è questa tipologia di atteggiamento, no? Chions ha cambiato prima, ha provato a cambiare giocatori perché è una piazza che non ama cambiare gli allenatori, ma io non voglio in questa puntata far fuori l'Enisa, assolutamente, dico solo che però è chiaro che in questo momento il Chions non ha svoltato e quindi è normale che l'ultima cosa che puoi fare è quella, no? Brutto. Però io ti dico una cosa, no? Certo, vai. Noi, parlo della nostra esperienza, il primo anno in eccellenza noi abbiamo toppato come allenatore. Brutto dire, ma abbiamo dovuto prendere provvedimenti. Non avevamo preso un allenatore di categoria. Questo è stato l'errore che abbiamo commesso. Io non mi Conversano, sì. Ah, ok. Che anche quello, la prima volta che dopo la sconfitta di Gemona, la prima partita, lo chiamo e mi dice: ma cos'è sta chiamata qua? Ma scusa, cos'è sta chiamata qua? Perché? Gli ho chiesto, volevo solo sapere perché hai fatto certe scelte. Una scelta tecnica mia, bonbon, avanti così, abbiamo dovuto. Se poi non ti convince le scelte tecniche... È l'anno in cui, parliamoci chiaro, noi siamo rimasti in eccellenza perché c'è stato il Covid. Vi ricordate? 2020, il campionato 2019-2020, però lì avevamo affidato la squadra abbiamo vinto col Primoria a Salghe. Avevamo vinto col Primoria e dopo è sospeso tutto. Un allenatore che tu stimi moltissimo è Salghe, ma hai dovuto perché non arrivavano i risultati. L'anno scorso la scelta più dolorosa che noi abbiamo compiuto, credo, per me, in tutti gli anni che mi occupo è stata quella di dover decidere l'esonero di Salghe. Si era rotto un meccanismo. Oggi se noi siamo qua è anche grazie a lui, perché voglio dire sia come giocatore e sia come allenatore. Certo, ma però la bravura della società è questa, scusi. Devi leggere il momento. Devi leggere il momento, con tutto il bene che una persona può volere a Salger, ma se una società si accorge che in quel momento è giusto cambiare, bisogna cambiare, punto. Però la società Chions ha fatto tutto finora. Ha fatto tutto. Nella sua è chiaro che però la prima partita di gennaio 5-0 non puoi già intervenire, ma devi leggere le situazioni. Adesso gennaio è decisivo. Sì, ma se la società adesso ha stravolto la squadra, ha fatto tutto, innanzitutto avranno concordato con qualcosa con l'allenatore per fare mercato, no? Non credo che abbiano detto al mister venerdì sera: mister, guarda, abbiamo preso quello, fallo allenare, no? Credo, Però l'analisi di Bertolotto è quella. Lui mette in discussione: siamo veramente preparati per la Serie D, che è un campionato difficilissimo dove è duro andare a prendere i giocatori? Se il direttore sportivo non ha una competenza, allora qua io parlo di persone che stimo, l'Enisa e Vido, quindi se mi seguono io spero che capiscano che è un discorso che va in generale e che in questo momento tocca a loro, ma io ho un rapporto con Chions speciale, ma è giusto dire, se Vido non è preparato per la Serie D, magari ci sono direttori sportivi più preparati, l'Enisa era fuori da un po', il rischio è quello. Penso non si possa dire, no? No, è innegabile questo è quello che prendiamo anche dall'intervento di Bertolotto e riportiamo in trasmissione per fare un'analisi. Poi non è che noi abbiamo la verità, io mi auguro che le soluzioni arrivino e che poi l'Enisa venga qua a dire ecco perché ce l'abbiamo fatta. Ma la società le soluzioni ha provato a cercarle. Sì. Se ha cambiato... È che il 5-0 è tanto pesante, al di là delle dinamiche è un risultato davvero brutto. Le soluzioni deve trovare la società Massimo. È chiaro che il mister fa fatica a dire faccio un passo indietro. È un po' difficile secondo me, perché tutti quanti inconsciamente credono che comunque si possa ribaltare la situazione, no? Però è un ritorno che per ora non è funzionato, proprio per tanti versi, il ritorno del mister, la nuova, come è impostato questo secondo anno di Chions, che rischia
come era già successo in passato, di nuovo di retrocedere. Speriamo ci sia la reazione e passiamo ad una squadra che ha chiuso il 2024 a suon di record, l'LME del presidente Arduino Pattaro. Domani ne parleremo con lui in trasmissione, parleremo della sua società, un'anticipazione. Ben 13 vittorie, un pareggio, 46 gol fatti, 9 subiti. Orgoglioso? Orgogliosissimo. Che dati sono, Presidente? Sono dati importanti, dati che sinceramente se ce li avessero proposti all'inizio del campionato non ci avremmo mai pensato di raggiungere, però devo dire che abbiamo trovato dei bravi ragazzi, degli ottimi giocatori, dei bravissimi calciatori, un buon allenatore, e quindi sono venuti questi dati. Un paio di partite con un po' di fortuna, ma tutto il resto penso che ce lo siamo ampiamente meritato. Se definiamo LME una realtà in ascesa del calcio dilettanti, lei che cosa mi risponde? Ma io spero di sì, anzi mi fa piacere quello che stiamo facendo, vedremo di fare, se riusciamo, ancora qualcosa di più in futuro. Perché tutto sommato anche nella zona in cui siamo, nel comune, stiamo facendo un'attività di tipo sociale, quindi dobbiamo crescere anche da quel punto di vista lì, e se poi oltre che divertirci riusciamo anche a vincere, mi fa ancora più piacere. Dal punto di vista economico la squadra è sostenuta da me, più qualche altro piccolo sponsor che ci dà una mano, che ringrazio sempre, e poi sai, io non è che devo decidere da solo cosa fare, quindi io non mi pongo, ti ho detto prima che non mi pongo dei limiti, prima però noi dobbiamo consolidare, creare una struttura adeguata e poi valuteremo il da farsi, quindi io non mi pongo dei limiti, insomma. Okay. Il Presidente non si pone limiti, insomma un LME che Mister Tomei può guardare già oltre, no? No, è come nel caso del Pordenone, diciamo l'altra volta, hanno già i moduli per l'iscrizione in eccellenza. E sentire un presidente che dice questo, insomma, è un bel segnale. Beh, è un bel segnale sicuramente, anche perché, se non sbaglio, è lui di prima persona che mette i denari, no? E quindi, insomma, diventa impegnativo. Arriva un'altra piazza ambiziosa in eccellenza, Luciano. Ma questo è un dato positivo, sì. Aumentano i derby, aumentano le sfide. Cioè, io credo quando una società, un presidente investe, si espone in quel modo lì, è un dato, credo, che va bene. Auguri. Averne, come dice lei, averne. Benvengano i presidenti che anzi dicono economicamente sostengo io la squadra con qualcuno, e quindi mi sembra che l'Avaria Mortean Esperia, l'LME, insomma in questi anni magari i risultati sono venuti un po' meno. Ma... Lo ha precisato, ne parleremo domani in trasmissione, non è più l'Avaria Mortean Esperia, è LME. Non è più l'acronimo, non è più... quindi l'acronimo non si sa... Cambiato. LME. L'LME allora, che è un nome comodissimo peraltro da pronunciare, insomma è una società che credo che sia ambiziosa, che il prossimo anno a chi vorrà vincere l'eccellenza addirittura potrà dar fastidio. No, soprattutto ha costruito una squadra che... Secondo me lui vorrà vincere l'eccellenza, credo. Credo anch'io. Io credo che il prossimo anno la Varia Mortean sia una squadra che punterà alla Serie D. Beh, ora non lo so, deve ancora vincere la... Siamo tutti contenti. Ma so, il campionato in promozione, come diceva... È già finito, voi andate già, vabbè. Insomma, se non si, sportivamente parlando, schiantano, dai, deve essere sportivamente parlando, dai, è possibile. Hanno fatto quanti gol hai detto? 46. 11 vittorie consecutive con 40 gol nelle 11 partite, sono impressionanti. Guardate che secondo me, adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma un base superiore al nostro. Questo non lo so, vedete voi, insomma. Però sicuramente è una... Sicuramente è così, basta fare 4 conti, sai? Io non ne faccio, insomma, io devo dire solo Abbiamo che... un commercialista in studio. Ma è un segreto professionale. Io credo che quello che emerge è una società che arriva appunto con ambizione e al di là ed è entrata con forza nel mercato, ne ha anche parlato e ne parleremo
parleremo domani, perché guarda proprio già una squadra d'eccellenza, ma questa è anche programmazione. Con un Codroipese in porta, tra l'altro, perché Persini è Codroipese, no? Bravo. È già derby Pataro con Facchini qua. Sì, poi se posso dire una cosa, l'LME durante l'estate fine a settembre l'abbiamo incontrata con l'Under 19 e stanno lavorando anche su quelli, cioè quindi non è solo un lavoro esclusivamente diretto alla prima squadra, hanno comunque un Under 19 di non so quanti ragazzi che viaggia. È secondo dietro San Luigi, che tra l'altro è abbastanza facile essere dietro San Luigi in quella categoria lì. Sì, è meglio di noi in campionato, cioè, noi siamo quarti, una cosa del genere sull'Under 19, loro comunque vedi che è un lavoro anche fatto da sotto, secondo me questo è apprezzabile. Assolutamente, domani allora andremo a conoscere meglio l'LME dei record del presidente Pattaro, che insomma adesso dovrà confermare nel ritorno quei numeri straordinari del girone d'andata. Era giusto soffermarsi, guardando la ripartenza dei campionati, anche a chi ha sorpreso o comunque ha decisamente stupito per i suoi numeri nel girone d'andata. Noi, prima di fermarci un attimo, insomma, dobbiamo ritornare a parlare di Coppa Italia, no? Perché questo è l'argomento della serata. Siamo usciti un attimo dall'argomento principale per andare a toccare altri temi. Un terzo tempo che riparte in maniera diversa in attesa di tutte le squadre di nuovo in campo. Stasera è uno speciale praticamente dedicato al Codroipo. Arrivo Codro Mazzemoretti perché dobbiamo analizzare la partita, ma quindi prima di andare nel dettaglio, prima della pubblicità, ma alla fine, ma ha meritato il Codroipo? Ma secondo me sì, perché è vero, abbiamo sofferto quasi la prima ora. Nei primi 60 minuti siamo andati un po' in difficoltà, perché comunque il Tamai è una grandissima squadra, è completa, sono forti, hanno secondo me veramente un ottimo centroavanti che è Zorzetto. È vero, ha avuto due cadute su 2 occasioni importanti, però rimane un giocatore molto forte. Quindi meritato. Chi vince, vince. Però noi adesso dobbiamo fare, dopo la pubblicità, parte l'analisi, quella concreta, quella che al di là delle emozioni e dei complimenti deve parlare la partita. Quindi meritato? Sì, ti direi Moretti un po' dubbioso adesso. Moretti tagliato in diretta dal presidente. Concordo comunque. Ti direi che nei 90 minuti forse meritavano più loro. Nei 120 dopo con i cambi e tutto ti direi di sì, complessivamente forse sì, ma nei 90 minuti. Che quello crea la forza e un merito ovviamente. Sì, assolutamente. Ma nei 90 minuti dice Moretti. Ma quando una partita come quella finisce e vai supplementare ai calci di rigore, secondo me non ha vinto nessuno. Hanno vinto tutte e due le squadre, hanno vinto sia il Tamai sia il Codroipo, perché è stata una partita bellissima, equilibratissima, è stata decisa solo ai calci di rigore e loro sono stati molto più bravi ai calci di rigore, secondo me, molto più bravi. È stato bravo lui, ma come diceva prima lui, hanno tirato dei rigori un po'... Ma c'è un motivo perché li hanno tirati così, perché sono arrivati molto scarichi, infatti dopo parleremo di questo. Sì. Quindi non è che ha meritato, hanno vinto tutte e due, mi dici tu. Una bella partita, a me è piaciuta tanto. Ok. Allora, secondo me Codromas dice che il Tamai è un ottimo attaccante. Se l'ottimo attaccante, che io considero tale, faceva l'ottimo attaccante domenica, non so se la partita andava ai rigori. Detto ciò, però, il Codroipo è stato bravo, secondo me ha fatto la partita che ci aspettavamo, ha aspettato il Tamai sapendo che davanti aveva 3 bocche di fuoco importanti, che tali sono rivelate, perché Bougma ha fatto gol, ha fatto un po' ammattire, Zorzetto le palle le ha avute per fare e è ripartito come un po' le squadre di Pitilino fanno, ed è stato bravo a colpire. Poi però non va dimenticato che se al 118esimo quel diagonale di Msatfi entra come poteva entrare, vince nei supplementari. Perché quindi, ne aveva di più, ne aveva di più il Codroipo. Però secondo me, non voglio addossargli colpe, ma Zorzetto è l'uomo che sta mancando al Tamai quest'anno, in campionato e in Coppa. Comunque io ti voglio dire una cosa, no? Tu fino alle 11 puoi dire quello che vuoi. Venerdì sera alle 7:30 che ero a casa che non stavo bene, mi chiama un amico e mi dice: ma Facchini, sei milanista tu? No, sono interista e purtroppo ieri abbiamo avuto una grande delusione, però ci sta, dopo una vittoria come domenica. E mi fa: perché mi fai questa domanda? Perché ricordati
Galliani diceva sempre, con le maglie bianche si vince, e aveva ragione Galliani. Io devo dirvi la verità, che sono un po' superstizioso. Fate vedere Ci ho creduto bianche, il Codroipo e rossa il Tamai. Vero, perché sul sorteggio delle maglie noi abbiamo perso. Assolutamente. Abbiamo perso. Ok. E questo amico mi fa non preoccuparti, e io un po' di superstizione c'è, ero ottimista fino alla fine. Ma puoi dire il nome dell'amico? No, no. Ah, vabbè, non si può dire il nome. Ok. Torniamo non dopo. vorrei creare tensioni. Ok, un nome importante allora. Torniamo dopo la pubblicità. Il secondo tempo di terzo tempo ci porterà fino ai supplementari e ai rigori per analizzare questa partita, questa finale, vinta dal Codroipo. A fra poco. Allora, Simone Fornasieri e Mister Tomei, sembrerebbe, io preparo la trasmissione, vieni a fare la diretta, non ho avuto il tempo di avere notizie ufficiali, ma sembrerebbe esonerato Lenisa. Esonerato Lenisa e Ametrano, anche sollevati tutti e due dall'incarico tecnico. So che hanno comunicato questa sera ad entrambi, quindi pare sia così. Intanto rientra in diretta Luciano Facchini, eccolo qua, sta arrivando. Che non sa poi della notizia ancora, non sa. No. Quale notizia? Hanno esonerato l'allenatore Chios, l'abbiamo saputo adesso. Mi dispiace. Mi dispiace. Perché sempre dispiace quando sì, no, certo. Però condivido. Però non c'è nessuna comunicazione ufficiale del Chiose, noi siamo in diretta, quindi non abbiamo potuto fare il nostro lavoro nell'indagare fino in fondo. Oggi ne abbiamo parlato, insomma, sentivamo questa possibilità, ovviamente se no non ne parlavamo, certo non pensavo accadesse già stasera, quindi è una scelta che conferma, adesso vi devo chiedere Simone, era da come avete parlato anche prima, era una scelta che a questo momento andava fatta. Beh, è una scelta che non ci fa cadere dalle nuvole, insomma, è una scelta che ci aspettavamo, è una mossa che andava fatta, perché se hai cambiato la squadra quasi 2 volte e i risultati non cambiano, come diceva prima che Marco, il presidente, insomma, è chiaro che sì. E quindi o adesso ricambi tutta la squadra, ma non credo, o quella ci siamo ritrovati a fare un'analisi che resta valida con Alberto, con le dinamiche, che quello che abbiamo detto, insomma, comunque resta come Mister Tomei, come ragionamento sull'annata del Chions. È diventata superflua la domanda, bocciato il ritorno di Lenisa, è stata una bocciatura evidente. Quella di domenica è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché il 5-0 secondo me è pesante. Un conto è giocarsi la partita fino alla fine, perderla magari rischiando anche di portare a casa il risultato, ma è un conto è andare a perdere 5-0 secco. Così. Contro una squadra che potevi guardare per la corsa salvezza, la Real Calepina. Chissà, magari potrebbe essere che un ritorno di Barbieri. Ma io personalmente, conoscendo anche come lavora Barbieri, credo che sia la soluzione, sempre se Mister Barbieri accetta, la soluzione più logica. Conosce l'ambiente, conosce diversi giocatori anche. Beh, per quanto ha fatto non mi stupirei, insomma. Però sarebbe clamoroso, l'annata del Chions diventerebbe un totale, una stranezza, no? Fine con Barbieri, torno di Lenisa per poi prendere i giocatori, cambiare Lenisa, tornare a Barbieri. È stata davvero un'annata... La stagione dei ritorni, però confusa. Bisogna capire se Barbieri accetta. Sarà un po' perché Barbieri li ha visti, li conosce, e secondo me se un allenatore non è convinto di poter svoltare, non va ad autolesionarsi. Diciamo che la classifica permette ancora di sperare in una salvezza. Assolutamente. Quindi... Ma anche diretta, è a 9 punti il Portogruaro. Comunque insomma, il bello della diretta, insomma, abbiamo discusso e poi le notizie ci arrivano al momento, ma dobbiamo tornare sul tema della puntata. Allora, l'analisi della Coppa Italia, la vittoria del Codroipo contro il Tamai, in questa sfida vinta poi ai rigori. Sentiamo, dopo aver sentito, insomma, dato ampio spazio, lo daremo ancora ai vincitori, ma sentiamo anche gli sconfitti, il Tamai con il presidente Elia Verardo e mister Stefano De Agostini, che cosa hanno detto. È stata senz'altro una bella giornata, perché era da tanto tempo che aspettavamo, no, questo avvenimento. Quest'anno l'avevamo messo come obiettivo importante,
siamo arrivati in finale, perciò siamo soddisfatti di questo. Chiaro che temevamo questa finale da un punto di vista del risultato, perché avevamo di fronte una squadra importante, una squadra ben organizzata, una squadra con una panchina molto importante, che è quella secondo me che poi alla fine ha fatto la differenza. Temevo il fatto di arrivare ai supplementari, no? E pensavo di chiuderla, cioè abbiamo avuto le occasioni per chiuderla prima, purtroppo non è stato così. Dobbiamo dire bravo al portiere del Codroipo, che proprio verso la fine dei tempi regolamentari ha fatto una grande parata che ha salvato il risultato. Poi è chiaro che tempi supplementari noi eravamo stanchi, perché loro hanno fatto dei cambi importanti e noi abbiamo dei giocatori infortunati e quelli che poteva cambiare il mister non erano nel ruolo giusto. E poi i rigori è sempre un tema da lotto. Chiaro che siamo arrivati anche ai rigori molto probabilmente un po' scarichi, è andata così. Non posso che fare i complimenti ai miei, perché abbiamo qualche problema noi a livello di campi, no? Soprattutto a metacampo in avanti. Abbiamo dovuto usare subito Spadera perché si era fatto male l'Iru e non avevamo tante altre alternative. Bravi miei, complimenti, ma insomma complimenti anche al Codroipo, che è una squadra tosta, forte, che dirà la sua che è in campionato. Come si riparte in campionato, Stefano, adesso? Ma incamerando la rabbia di oggi, perché è chiaro che dobbiamo leccarci le ferite, ma con l'orgoglio di aver dimostrato che squadra siamo, di aver tenuto testa a una grande squadra e sapendo che il campionato è lungo e dobbiamo stare zitti, lavorare e prenderci le nostre rivincite. Se ha bisogno di rivincite questo Tamai, le prenderà il Tamai visto in Coppa? Secondo te, mister, è una squadra che riuscirà a diventare protagonista in questo campionato? Bah, se quella è la rosa che ho visto io domenica e non ha alternative, credo che sia un po' difficile. Perché basta che manca Zorzetto piuttosto che Parpinel dietro, vanno già in difficoltà. E quindi credo che puntare a vincere un campionato adesso, visto tutte le concorrenti che ci sono, diventa un po' difficile secondo me. Sai che poi c'è una cosa da analizzare su 3 anni di De Agostini al Tamai. Primo anno campione d'inverno, crolla nel ritorno. Secondo anno fa male l'andata, esce il ritorno nel momento decisivo, per sfortuna anche perché playoff nazionale l'hanno fatto veramente bene, non vanno avanti. Terzo anno di nuovo una ripartenza negativa e la Coppa che non arriva. Cioè cominciano ad essere 3 anni dove manca la vera conferma di questo ciclo, no? La continuità manca, perché se un anno hai fatto bene l'andata, un anno il ritorno, manca la continuità. Però io sono d'accordo col mister. Io domenica ho visto una lista di gara che, ma lo dice stesso Stefano De Agostini alla fine, ho dovuto già usare Spadera, cioè, quindi vuol dire che Spadera, che è un giocatore che insomma si conosce, che ha giocato, hai dovuto... Ma guarda, io ho mirato loro perché in campo avevano un 2003 che è stato uno dei migliori in campo, numero 8. Fraschetti. Ecco. Che ha vinto a Chions l'eccellenza, tra l'altro. 2004 il terzino ha fatto gol, praticamente ha annullato, Boma l'ha annullato completamente, solo il gol che poi Boma in quell'occasione lì era centrale nella sua fascia, però quando stazionava nelle zone del ragazzo lì non ha toccato palla Boma. E poi il 2005 secondo me che ha fatto un partitone strepitoso, quindi voglio dire, se tu in panchina hai 2005-2004 li devi far giocare. No, ma scusa. No, aspetta, questo tu mi stai dicendo, loro se li sono costruiti, adesso non so, 4 anni. Ecco, se li sono costruiti e arrivano lì che possono giocare. Ma il Tamai, che è una società importante, cosa ha fatto nel frattempo? Ha messo il portiere giovane, che è una scelta secondo me in eccellenza molto, ma molto rischiosa. Questo Migotto io non l'avevo mai sentito, forse seguo poco io. Nemmeno io. Ma poi, lasciamo stare fuori quota, ma il Codroipo davanti a Ruffo, Cassin, Toffolini, Bertoli e Msatfi. Sì, cioè, il presidente del Casarsa, Hermes Spagnol, che non è presidente, ha maledito bonariamente questi uomini perché dice fino all'ultimo metro che mi dava Cassin, Facchini mi ha detto che mi dava Cassin e non me l'ha dato. Quindi questa è conferma di una società che vuole fare le cose per bene, o no? Simone, ha segnato il rigore. L'ho detto prima che l'ampiezza e la qualità della rosa hanno fatto la differenza nella partita di domenica. Restiamo sul Tamai un attimo.
anche con le immagini del Tamai. Discorso rosa, il mister ha parlato, e lì ha parlato, temevamo i supplementari, il problema della panchina sottolineato da mister Agostini, ma vi chiedo, ma perché allora non provi un'altra soluzione? La finale può andare ai supplementari, perché non ti tieni se li russi, non so se stava poco bene o se sia stata proprio sfortuna che si è fatto male nel contrasto lì nell'occasione di Zorzetto, però no, non poteva essere gestita in un'altra maniera. Se la tua rosa è quella, la puoi gestire anche in un'altra maniera. No, ma secondo me la rosa la devi gestire ad agosto o meglio prima. No, ma restiamo alla finale. Cioè restiamo alla finale. Ma io la posso giocare. È frutto di quello che tu hai costruito. Sì, ma tu non se vai, temo i supplementari, o sei un fenomeno e fai 3-0, ma adesso con tutto il rispetto, ma il Tamai nei 90 minuti ha avuto occasioni di più, ma secondo me questo non significa che è stato superiore al Codroipo. No, ha fatto due partite diverse, sì, secondo me, no? Ma l'avevamo anche pronosticato nell'intervista pre-gara, avevamo detto che negli eventuali tempi supplementari il Codroipo avrebbe sicuramente sarebbe uscito, sì, ma se poi vai ai supplementari tu non hai alternative. Io discuto e magari mi tengo un giocatore, gioco in un altro modulo, provo a tenermi un giocatore per una soluzione in corsa. Sì, però sai, forse è una soluzione a doppio taglio, no? Perché se poi il Codroipo è 2-0, tutti che ti dicono ma come, hai Boumai e l'hai tenuto fuori 70 minuti. Vero? O no? Cioè, sono scelte che un allenatore fa che... Ma Boumai quest'anno ha giocato tante volte, è entrato a partita in corsa e ha spaccato la partita. Ma chi mettevi? Bortolussi. Ho capito. Bortolussi, ma scusa, ma Simone, ma che discorso è che metto? Cioè, ho una squadra, ci sono 20 giocatori, non posso pensare che non posso avere una soluzione alternativa per evitare di non avere soluzione, perché quello che dicono il presidente e il mister è io devo giocare così perché non ho soluzioni. Ma se sono vado d'accordo con te, infatti per me il problema è a monte, è ad agosto, luglio, quando tu costruisci la squadra, che dici voglio arrivare in finale di Coppa Italia, voglio vincere la Coppa Italia come obiettivo, e non mi potrei dire che vuoi vincere la Coppa Italia del campionato, non mi interessa. Quindi... Sentiamo i giocatori. Io sono d'accordo nel senso con te, nel senso loro hanno fatto un lavoro veramente molto importante perché hanno creato una squadra ampia che dà soluzioni infinite al mister Fabio e questa è una fortuna che al momento in eccellenza non vedo. In questo momento penso che abbiamo la rosa più ampia di tutto il campionato. Ma sinceramente il Tamai... Scusa un secondo. Dimmi. Adesso stavo riflettendo le cose che venivano dette, no? Noi la squadra quest'anno di innesti nuovi, c'è Zanolla, Nastri, Bertoli. E Bertoli l'avevamo preso e Ruffo piccolo. Ruffo e Bertoli l'avevamo preso perché Ruffo grande è andato via per avere uno che la mette dentro. Poi a Ruffo l'anno scorso, quando ci ha detto vado via, gli abbiamo detto vai, però ricordati, se non ti trovi bene hai una parola con noi, abbiamo il diritto di prelazione alla stretta di mano, e così è stato. Quindi Pittilino si trova ad avere 24 persone. No, ma infatti 23 adesso. 23. Chi avete liberato? Poi tenete conto. Chi avete liberato? No, è andato via Calzone, un giovane. Un giovane. No? Abbiamo 23. Quindi lui ogni domenica deve decidere chi mettere se non ci sono infortuni o squalificati in panchina, in tribuna. Beh, questo è il merito vostro. Ma la squadra, che vi siete costruiti il punto forte nostro, che non abbiamo fatto grandi innesti, è che c'è il gruppo, cioè il tenere insieme il gruppo, che tutti i 23 potrebbero giocare da titolari e sono corteggiati, perché quello che hai detto tu su Cassin, non c'è solo Spagnolo all'attacco, ma ci sono altri, però i ragazzi stanno bene a Codroipo, e questo credo che sia un plus, cioè nelle società, nelle aziende, nei gruppi sono le persone che fanno la differenza. E qui c'è la passione dei giocatori, l'attaccamento alla squadra, è quello che abbiamo, e io permetto di dire, quello che abbiamo costruito noi. No, è verissimo, ma infatti questo fa parallelo con Tamai, che è una realtà
che tutti apprezziamo, provano sia, io ho la fissa sulle premiazioni, bravi, le premiazioni, le società serie e le persone serie si vedono anche come reagiscono a una sconfitta, in questo siete esemplari, tutti lì a omaggiare il Codroipo, prendere una medaglia, tenersela lì, e così si fa, e questa è serietà che vale più di tutto, e Tamai non avevo dubbi. Però poi c'è il lato agonistico, anche se ti chiami Tamai io ti devo discutere naturalmente. Simone, questo percorso loro lo hanno rotto anche quando vanno via Carniello e Mestre, perché tu è vero che va via Carniello ma mi porti lì i russi, ma di base questa squadra la verità è che doveva tenere Carniello e portare anche lì i russi. Ah beh, questa è una santa verità, lì i russi deve arrivare indipendentemente da chi è tagliato. Sono andati via 2 in una rosa già corta e l'hai compensato con 1 e calato ancora di una unità tu. Per quello ti dico che il demerito, insomma, il problema è a monte del Tamai, che tu vuoi dichiaratamente uno, l'altro però credo non si nascondano tuttora, tu vuoi provare a lottare su 2 fronti con 14 giocatori di eccellenza? È chiaro che ti schianti prima o poi. Moretti è stato un Tamai che sì vi ha messo in difficoltà, ma a un certo punto vi siete quasi da soli, perché Nadalini porta palla all'improvviso, sì, perché regala un'occasione. Poi c'è l'unica vera occasione è quando si scontrano Bouma, un vostro giocatore a centrocampo, lancio lungo e Zorzetto ha quella palla, poi ne parliamo. Voglio dire, ha meritato come occasioni, ma è stato un Tamai che ve l'aspettavate così, no? Sì, fondamentalmente sì, nel senso che la partita era stata preparata così. Cioè sapevate che Tamai trovavate, sì. Non c'è mai stato dubbio, no, esatto. Anche il canovaccio della partita, voglio dire. Sì. Poi, come ha detto anche Codro prima, Zorzetto al secondo tempo ha avuto un paio di occasioni per poter far male, bravi noi, sfruttati male magari loro, come occasioni poi alla fine concrete non hanno mai calciato, a parte l'ultima di testa di Zorzetto. C'è quella di testa, certamente, che arriva, è stato bravissimo Tamai dopo il gol a tornare con foga in avanti, perché si vedeva che volessero evitare i supplementari. Ma, mister Tomei, la mia idea che mi sono fatto è, a me è vero che adesso abbiamo un risultato in mano, no? Ed è facile commentare, perché uno poteva dire, infatti ne ho parlato con Pittilino, ma perché il Codroipo non prova a giocarsela con i giocatori che ha? Ma Pittilino ha un'idea e l'ha impostata e ha avuto ragione. A me è sembrato che il Tamai avesse un'impostazione e doveva andare bene quella. Guarda, io all'inizio della gara ho detto il cuore dice Tamai, ma non ero convinto, era solo il cuore che diceva Tamai, perché il Tamai, al di là delle 3 vittorie di seguito nel campionato, però la Coppa prevede eventuali supplementari, eventuali calci di rigore, la Coppa è una partita a sé stante e in quelle partite lì la rosa, l'ampiezza e la qualità della rosa che hanno loro ha fatto la differenza. E questa non è un merito loro, ma è una pecca anche da parte del Tamai comunque. Sui rigori, anche quello, tu arrivi ai rigori, vanno subito i tre giocatori importanti. Spadera è entrato dopo. Il rigorista principale è Stiso e non ho capito come mai Stiso non ha tirato il calcio di rigore. Sì, ma erano scarichi, quando il Tamai va a rigore erano scarichi. Il Tamai da un certo punto di supplementare in poi non ne aveva più. No, loro l'hanno vinta ai supplementari la Coppa. No, supplementari erano nostri. Sì, erano vostri, c'è quell'occasione del Missatfi già. 2 minuti dalla fine. Ma la qualità, la corsa, la preparazione. Scusa, il Codroipo ha fatto 5 cambi che se Pittilino li mette nei primi 11, sì, bravo. Tu non è che dici che formazione ha fatto. Quello è vero. Dici ha fatto quella scelta. Però è vero anche, Luciano, voi fino al gol non avete mai tirato in porta. Ma è vero? Su questo bisogna lavorare. È così. Su questo bisogna lavorare. Sono stati fatti degli errori. Oggi ho visto Nadalini prima e gli ho detto ma che cazzo dov'eri? Anche lui si è messo a ridere, no? L'hai detto così, ce l'hai riportata ufficiale. È vero, sono andato così in bambola, no? Però noi, voglio dire, adesso Moretti, Luca lì adesso è diventato il più grande portiere, ma io voglio ricordare qua che l'anno scorso l'allenatore che avevamo l'aveva messo in panchina. Era una scelta dell'allenatore?
Di chi poi? Di Facchini o di Nardini? Non so. Perché noi non non abbiamo mai dato la formazione noi all'allenatore. No, magari sono cose anche dinamiche di spogliatoio. Quindi voglio dire, se oggi noi, perché bisogna dire le cose come stanno, se siamo qui, è importante la partita di domenica, ma non dobbiamo dimenticare la semifinale di Monfalcone. Tu c'eri? Certo. Quando c'è stata l'espulsione di Nastri, che era fallo a nostro favore, tanto per mettere i puntini sulle i, e siamo andati ai rigori, ma la partita, i rigoristi del Monfalcone non erano i rigoristi di domenica. Ha sbagliato e lui il ha campo, fatto delle parate. Sì, è stato veramente protagonista. Arrivo a lui, voglio farvi sentire però Pittilino sull'analisi della partita, perché stasera non c'è il mister, giustificato ovviamente per l'assenza, ma l'abbiamo ovviamente sentito domenica. Sentite cosa ha detto, proprio dicevo prima, da una parte c'era il problema di trovare soluzioni, dalla panchina invece l'ha pensata così mister Pittilino. Sentiamo. Avete delle qualità per poter veramente essere ancora più protagonisti. Non so se è una scelta tua quella di difendere più che proporre gioco. Io ho una buona rosa, io ho 23 giocatori bravi, però ci sono anche gli altri. Io credo che forse noi ne abbiamo un po' di più, ma loro a livello qualitativo forse secondo me qualcosina in più, senza togliere niente ai miei. Quindi io so che loro ai primi tempi partono forte, hanno gambe e quant'altro, quindi io decido di fare quel tipo di partita prima, poi dopo Mustaphi o La Scala, che a livello di gestione di partita sono bravi, e fondamentalmente nel momento in cui ci serviva ci sono stati. È vero, bravi, rosa e tutto, però voglio dire, l'impostazione l'ha letta. Ma poi scusa, sarà anche scontato, ma intanto l'ha letta. Pittilino cambia modulo, perché Pittilino rinuncia a Facchinutti e non fa 3-5-2 come le ultime partite loro, ma fa 4-3-3. Allora vieni dalla mia. E rinuncia a Facchinutti, allora vieni dalla mia. E sposta Kodromac a fare l'esterno, che annulla i russi. E Kodromac è un braccetto, o no? Nei tre, lui, Tonizzo e Nadalini, difficilmente rinunci. Secondo me Pittilino, dall'ultima partita di campionato e prima, da quando siamo andati in finale a domenica, alla finale, in testa aveva solo quella partita lì. Chissà quanti schemi ha fatto e quante formazioni ha fatto. È vero, è vero. Allora, lui ci mette una passione che è indescrivibile. Questi sono stati i temi, no? La rosa lunga, l'entrata di Mustaphi che dà un'impronta se arriva al pareggio, però poi è vero, arriva un momento fondamentale e arriva Moretti, protagonista di Coppa. Rivediamo. Servizio. Super parata di Moretti. Lo ha fatto di nuovo. Dopo aver fermato Zorzetto in campionato, salvando il risultato fermo sullo 0-0, si ripete nella partita più importante dell'anno in Coppa Italia. Luca Moretti diventa così l'eroe della giornata del Codroipo. L'eroe! Dopo la scorsa stagione passata tra panchina e campo, quest'anno davvero una rivincita per Moretti, che diventa punto di riferimento di questo Codroipo, ma anche uno dei migliori portieri dell'eccellenza. E adesso questa giornata indimenticabile, la Coppa del Codroipo passa dalle sue mani. È stata più difficile quella in campionato allora o questa che mi avevi detto devo rivederla? L'hai rivista, te l'abbiamo fatta vedere da ogni angolatura, Forse ti direi ancora quella in campionato. Ancora quella in campionato, perché è un po' più bassa? Perché sulla prima spizzata di Parpinel, credo, io continuo la corsa, continuo il passo, seguo un po' la traiettoria, mentre quella in campionato, essendo stata una palla più lenta, ero fermo e dovevo aspettare solo quel colpo di testa di Zorzetto. Beh, insomma. Poi, come
peso questa. Come peso questa. Dopo c'è la nostra raccolta di interviste, di emozioni a fine puntata. Quasi tutti indicano quello come il momento della partita. Presidente. Assolutamente un momento essenziale per la partita, perché se in quel momento lì pigli un altro gol sicuramente le cose si mettono in maniera diversa in campo, poi non escludo nulla. Per quanto riguarda il percorso fatto fino a qua, vi voglio fare ridere un attimino, perché Pittilino quando dopo la seconda, la terza parata del portierone qui ha detto: oh, ma state esagerando, ma perché è un po' più basso degli altri e quindi sembra che si lanci di più. Dopo si è ricreduto, ma ovviamente era solo un aneddoto tra me e lui, però per dirvi, quindi è oggettivo il fatto che la squadra è costituita da 23 giocatori con un gran portiere. Poi ha detto a te, no? Io ero tranquillo ai rigori perché ho Moretti. Sì, gli ho chiesto cosa hai pensato quando Msacci ha sbagliato, Però scusa, te lo dice dopo però. Ha calciato fuori e lui mi ha detto: io ho Moretti in porta. Però è incredibile adesso, al di là di tutto, di chi era la colpa, però che tu l'anno scorso non giocassi con continuità, l'avrai patito. Adesso tu stai giocando da top, dall'eccellenza, Luca. Quello non lo dico io. Lo diciamo noi, no? È normale soffrire quando non si gioca, o meglio, giocando magari alternandosi. Penso che sia stato un percorso di crescita, probabilmente forse se non avessi fatto quello che è stato fatto l'anno scorso magari non sarei qua. Quindi, tu sei un ragazzo molto tranquillo, sì. Non la vivi come una rivincita? No, assolutamente. Ovvio, ti togli delle soddisfazioni perché è normale, però probabilmente serviva anche quella crescita lì, quella alternanza lì, insomma. Assolutamente. È stata una giornata credo indimenticabile, l'hai festeggiata con qualche amico che ti ha preparato lo striscione, sì, no? Sì, fantastici. Però posso dirvi, secondo me, è anche un'oggettiva rivincita, perché nel senso quando io e te ci siamo abbracciati a Monfalcone, detto fuori dai denti, lui si ricorda bene cosa abbiamo passato. L'anno scorso Moretti era secondo, anche perché l'anno prima, come ovviamente tu ben sai, aveva fatto 12 giornate fermo ai box per vari infortuni e quant'altro, quindi non è scontato che dopo un portiere accetti di fare una stagione come quella dell'anno scorso, che poi ovviamente dopo si sono intervallati. E secondo me questo è un percorso romantico, è bello, cioè vuol dire non arrendersi. No, ma dà merito anche al lavoro vostro, Presidente, perché se un giocatore decide di rimanere a Codroipo nonostante le difficoltà, significa che l'ambiente è un ambiente sano, un bell'ambiente secondo me. A me questa cosa piace. Sì, Ma poi la società, la scelta più facile quest'anno era dire cambio tutti e due, perché ha giocato uno un po', uno l'altro, e prende un portiere, invece la società ci ha creduto, quindi è merito anche della società. Domanda cattiva, Luciano. Dica. No, cattiva, non è cattiva, è un po'... però devo farla, insomma. Tu a un certo punto l'anno scorso cambi allenatore, no? E tutti lì abbiamo detto, ma cosa fa? Quarto in classifica e cambia allenatore. Cosa pensi adesso che hai ripreso Pittilino, hai vinto la Coppa e vedi dall'altra parte l'allenatore che ti ha portato fino al quarto posto, che invece è in difficoltà? Guarda, adesso in maniera... la domanda è sibillina, ma in maniera molto franca e molto seria ti rispondo in questo modo. Franti, noi l'abbiamo scelto io e Nardini, abbiamo collocato con lui, dopodiché Franti, che io non discuto come allenatore, pensava di essere in un'altra società. Cioè, come ti ho detto nell'intervista che abbiamo fatto a inizio campionato, oggi siamo noi a dirigere la società Codroipo, siamo dirigenti pro tempore, tra virgolette esercitiamo il nostro ruolo di dirigenti, i giocatori sono i giocatori, il mister deve fare il mister. Se il mister pensa di sostituirsi ai dirigenti, sbaglia di grosso. Il motivo che noi abbiamo sostituito Franti è questo. Noi stavamo per interrompere il rapporto durante il campionato, al di là del risultato, come
in altre circostanze abbiamo allontanato giocatori durante il campionato che pensavano di essere dei fenomeni che rompevano lo spogliatoio e così via. La scelta di Pittilino è stata una scelta che abbiamo maturato per caso, perché un giorno avevamo troppe scelte in tribune, perché mi fa lui, guarda che ne ho tanti, cosa facciamo? Però, e gli ho detto, ascolta, ma perché non proviamo a sondare Pittilino? Lui aveva terminato il campionato, sapevo che aveva un mezzo impegno di rimanere anche il secondo anno alla Varian Mortean, e l'ho chiamato, è venuto a trovarci, lo conoscevamo, perché tieni conto che con Pittilino, io vi racconto un fatto, quando è venuto in promozione, io ho detto, guarda mister, non mi interessa andare su, ci interessa fare un bel campionato di promozione, però dobbiamo vincere 4 partite, contro il Camino e contro il Casarsa, del mio amico spagnolo. Perse tutte e 4. Col Camino Ander e Anda, col Casarsa Ander e Anda. No, e glielo ricordo ancora. Adesso gli ho dato un input No, però è così, capisci? Però voglio chiudere perché ti ho fatto quella domanda, non era per andare a cercare la classica e banale polemica, ma per dire che in quel momento lì il merito del quarto posto e ovviamente è stato anche di Franti, sì, no? Eravate in difficoltà, siete arrivati quarti, però è vero anche, dobbiamo essere onesti, che forse noi tutti abbiamo dato totalmente valore a Franti, magari non guardando il percorso della società. Ti ho detto, non guardando il parco che abbiamo di giocatori. Dopodiché a me dispiace che Franti sia in quelle condizioni lì, ma cosa vuoi? Questo significa che l'allenatore tante volte non fa la differenza. Sì, non è... Il discorso che facevamo prima sulla situazione di altre società. Gli allenatori li fanno le società, secondo me. Poi alla fine... Io credo che conti più la società, gli input che dà la società, che il mister certo contribuisce, perché torniamo al discorso di Pittilino, non per parlare di Pittilino, ma cosa ti ha risposto su come ha impostato la partita. Lui l'ha impostata così e ha avuto ragione. E può non piacere, a me la vostra prima ora non è piaciuta. Il primo tempo ho detto, qua se non ci diamo una mossa io mi addormento. Per fortuna ci ha svegliato il gol del Tamai, no? Allora, torno alla partita, il promosso, il protagonista Moretti. Dall'altra parte, il grande assente, assist a parte, Zorzetto. Ha sbagliato mister tutte le scelte decisive della partita. Sì, però è stato l'unico uomo a rimpensierire quel signore lì, o quei signori là, è stato l'unico. Quindi tu non lo bocci? Ma no, è l'unico, era l'unico. Io invece boccio l'attaccante... Li russi inesistente. No, ma infatti io, sulla partita del Tamai, allora noi diciamo, Tamai ha fatto bene, ma io poi vado a dire, ma chi ha fatto bene? Appunto. Io non metto, a me è piaciuto tantissimo Parpinel, Tonizzo 10 volte sopra. Infatti poi vai a vedere, quindi il Tamai ha qualità negli 11, ma poi non è che ha espresso queste cose clamorose, no? Quindi però il tuo giocatore più importante lì, mister, deve fare la scelta giusta. Però li russi lo toglie dalla partita a Pittilino che gli mette Kodromas lì, Sì, beh, ma lui l'ha annullato. Ma ragazzi, delle scelte di Pittilino sono state tutte giuste. Ma qui stiamo analizzando una partita equilibrata dove la differenza, non può essere tutto banalizzato. È ovvio che la rosa conta, se il Dea ha 2 uomini in più, anche lui farà 2 cose in più, però non possiamo ridurre tutto alla rosa del Codroipo. Ci sono tante dinamiche in questa partita. Anche Stiso poco, ma Stiso è un periodo che sta facendo meno di quello che ha fatto. Comunque non bocciate io lo boccio Zorzetto, l'ho detto prima, che è l'uomo che è mancato in campionato in Coppa. Io ho visto il voto che hanno dato a Zorzetto, onestamente non mi sembra appropriato, perché 4,5 a un giocatore che ha tenuto l'attacco da solo, era da solo. Sì, ma perché Bomà è stato annullato, Li Russi è stato annullato, l'unico è stato Zorzetto a fare un po' di tra virgolette casino. Sì, ma sono 2 scelte fondamentali, mister, nell'economia della partita. Quando deve darla a Stiso, calcia, e quando deve calciare la mette in mezzo. Però canta e porta la croce quel signore adesso. Sì, ma i giocatori più importanti, migliori, hanno più responsabilità, quindi vanno valutazioni differenti. Un giocatore importante, scusami se poi chiudo, io ho fatto in cronaca il paragone, Ciriello fa gol.
Parliamo di altro giocatore comunque. Vabbè, ma Zorzetto è stato dipinto ed è come il giocatore top dell'eccellenza. Ma non è mai stato un bomber Zorzetto, non è mai stato un bomber. Anche Cabina fa gol lì, Sì. Ok. Parliamo di un giocatore che non è mai stato bomber. Però l'altro anno 21 gol. Fra campionato, coppa, finale di campionato. Poi ogni anno è una storia a sé, Simone, tu mi insegni, no? Ogni anno è una storia a sé. Ho dato queste due letture, il protagonista totalmente in positivo, io ho letto in negativo purtroppo Zorzetto, poi capisco anche quella dinamica e poi c'è il rigore sbagliato che abbiamo visto. Mi dite invece voi, al parte questi due nomi, due promossi e un bocciato, mi date i vostri migliori e peggiori o migliori e promossi e rimandati? I promossi e bocciati alla finale, titoliamo, dai. Quali sono? I promossi sono stati, al di là di loro, che sono insomma Tonizzo, va bene, ma i promossi sono i fuori quota che hanno giocato domenica, mi hanno stupito completamente, cioè proprio in modo positivo. Io ho dato, ripeto, la palma il migliore in campo, ragazzi, del 2005. Perché? Cherubin? Perché personalità, corsa, tutto, ha messo tutto in campo, al di là della prima mezz'ora che era un po' intimorito anche lui, ma dopo è venuto fuori, ragazzi, ha fatto dei supplementari clamorosi, difendeva, attaccava, ripartiva, ha messo una palla dentro, mi ricordo il secondo tempo supplementare a un giocatore, un suo compagno di squadra, cioè... Due promossi, quindi loro e un bocciato? Ma no, il bocciato non è tanto bocciato, mi aspettavo qualcosa in più dalla punta esterna che parlavamo prima. Ruffo. Da Ruffo. Però, mi aspettavo qualche cosina in più. Ha provato a puntare un po' di Sì, ha fatto ha messo 2 o 3 bei palloni in mezzo, però magari qualche tiro in più, un po' più ha per tirato il rigore decisivo. Sì. Simone, io promuovo Sazzi perché entra e spacca la partita, secondo me. Tante volte non è facile così. Se ti devo dire del Codroipo un bocciato, è difficile. No, in generale dico, se ne hai un altro del Tamai, puoi dire un altro del Tamai. Un Tamai Stisio ti ho detto che secondo me è bocciato. Del Codroipo, se posso dirti, ma non è colpa sua, non è il peggiore o bocciato, il meno meglio, passami questo termine. Toffolini ha fatto guerra con tutti là davanti. A me invece è piaciuto. Però non era secondo me partita impostata per lui. Ha fatto guerra con tutti, ma io sono sempre per l'attaccante che deve tirare in porta. Ma in quella partita lì, per come è impostata, fa un lavorone. No, ma te l'ho detto per come è impostata. Io invece quello che mi è piaciuto meno nel Codroipo è stato Fraschetti, che però poi è cresciuto. All'inizio ha partito male. All'inizio ha fatto fatica. All'inizio ha fatto un po' di figativa, c'era la palla un po' con il coniglio che girava e ha avuto qualche difficoltà. Poi però alla fine è uscito quello che è. Quello che è, perché se l'avete visto anche nelle scorse partite. Sentiamo i giocatori, no, siamo anche voi che mi date come promossi, vai. Kodromaz? Non abbiamo parlato, ma secondo me è Luca La Scala. Lasca è entrato e ci ha aiutato molto nella fase di costruzione, infatti da quando è entrato lui secondo me abbiamo aumentato un po' anche le giocate palla a terra. E difatti anche la palla che ha messo su Yassin è molto bella, anche l'esultanza con la Coppa della Scala, non l'ho proposta, non sta bene la Scala, no? È un personaggio. Sì, no, in senso positivo. Luca? Ti direi anche Rizzi. Poi Rizzi giocava a sinistra, lui gioca a destra, no? Esterno. Rizzi dopo il gol fa anche una bella chiusura. Ha fatto una bellissima chiusura. Sì, è vero. Tonizzo. Comunque è vero, sono d'accordo su Yassin, non è facile, perché comunque lui non arrivava da un periodo facile, perché comunque non è mai stato, se non so quante volte, una messo in campo da titolare, è arrivato nella seconda parte del campionato, è appena arrivato, si è anche fatto male, quindi non era una situazione facile, e entrare con questa mentalità in una partita del genere, in un momento del genere, non è scontato. Io promuovo anche Luciano comunque. No, io devo dirti che sono stati tutti bravi, è facile dirlo adesso, no? Però quelli che sono entrati durante la partita con la determinazione che sono entrati, e non è scontato che uno quando entra nella panchina metta no, ma io Toffolini sufficiente, non capirmi male. L'ultima nota, Petilino ha cambiato modulo, passato al 4-2-3-1 e lì la partita l'ha un po' cambiata. Di Agostini, o perché non aveva uomini o per niente, e l'ha risolta la partita perché poi è impareggiato, e Stefano dall'altra parte 4-3-3 integrale, però io dico, se ti accorgi a un certo punto che devi difenderti, difenditi,
stai tutto lì dietro, stai in 8 dietro in area, passano 6-7 minuti, finita. E quindi Pittilino ha avuto il merito di cambiare il sistema di gioco. Io la vedo come te. E gli ha dato ragione. C'è un promosso che non è né nel Codroipo né Tamai, secondo me l'arbitro. Vediamo. Zorzon di Trieste, 22 anni, l'arbitro della finale di Coppa Italia. Perfetto in tutti gli episodi dubbi, e sono 3 sostanzialmente i momenti in cui Zorzon poteva essere chiamato in causa con una decisione importante. Nel primo tempo, quando cade a terra Bertoli, l'intervento di Zossi è sul pallone. Poi dall'altra parte, in area del Codroipo, calcia Stiso, respinge Rizzi. Tutto regolare, braccio attaccato al corpo. E infine, nel secondo tempo regolamentare, 3 episodi di un'unica azione. Da rivedere, Parpinel di testa, Tonizzo lo ferma così, poi conclude al volo Spadera, che Rubin allontana, Nadalini va in anticipo e prova a spazzare, rischiando di colpire Zorzetto. L'arbitro Zorzon non ha dubbi e anche le immagini gli danno ragione. Insomma, ampiamente promosso lui insieme ai suoi collaboratori. Avevo parlato di tutti, era giusto, no Alessio? Parlare di questo arbitro. Molto bravo. Da capitano. Devo dire che tra tutti quelli di quest'anno il migliore in assoluto, tra quelli che abbiamo avuto. Sai, poi quegli episodi lì magari... Tutti da VAR. Era ben posizionato. Noi quest'anno 4-5 punti li abbiamo lasciati per strada. Ah, quindi insomma, per una volta ti hanno lasciato in pace. Abbiamo avuto un buon arbitraggio. Quindi il Codroipo sarebbe primo. Sì. Una domanda. A Gorizia un fallo di mano che era rigore netto. Poi ci hanno dato un rigore contro che l'ha parato Moretti, che ha salvato il pareggio che non c'era. Ha annullato il gol contro la San Vitese alla fine del primo tempo su 2-0. Anche con Monfalcone il gol. L'ha annullato il gol di Monfalcone, che era regolarissimo il nostro. Senti, adesso a cosa puntate? Dai, me lo dici tu Nardini, all'andare avanti in Coppa o al campionato? Rosa lunga, società che sta bene, che cresce. Dai, potete fare i protagonisti, basta nascondervi tutti in questa eccellenza, come dice Tomei, equilibrata. Chi vince la Coppa ha un ruolo. Ditemi cosa volete. Allora, io ti dico quello che penso. Io ascolto ogni tanto la trasmissione, sento Tomei che stuzzica, che dice un po' ogni tanto in maniera provocatoria, dico io che le società non hanno strategie qua e là, noi gli obiettivi ce li abbiamo. Noi proseguiremo la nostra strada. Dimmi, Coppa o campionato? Il campionato potrai crederci, no? Il campionato noi dobbiamo giocarlo fino in fondo. Ok. La Coppa, io parlavo prima col Presidente fuori trasmissione, dicevo secondo me la strada più breve per centrare l'eventuale obiettivo per andare in Serie D è la Coppa. Ma è più difficile. Poi, non è più difficile. Però bisogna affrontarsi con delle realtà che sono diametralmente si parte dal più potente di noi. Si parte dagli ottavi di finale. Dagli ottavi di finale, 3 partite sei in semifinale, 3 partite sei in semifinale, e molte volte è successo che le 4 semifinaliste, 3 avevano già vinto il campionato, è andata sulla quarta, quindi con 3 partite ti puoi ritrovare in Serie D. Sandonai Brixen, no? Bel triangolare. No, ma una vittoria e un pareggio, è passato il turno. Ma il campionato ci pensate? Perché adesso torniamo a parlare di campionato dopo la Coppa. Il campionato saremmo ipocriti se non pensiamo di arrivare fra le prime, perché abbiamo detto 1000 volte la rosa lunga, competitiva e quant'altro, nel senso secondo me se non arriviamo nelle prime 3 non va bene. Non va bene. Ma, okay. Secondo me possono anche vincerlo loro. Ma secondo me se lo giocheranno. Li avevo visti giocare una volta sola e devo essere sincero, non mettevo il Codroipo tra le favorite. Quando? Aspetta. Ma abbiamo visto 3 mesi fa, in casa, una partita in casa contro la Juventina, se non sbaglio, una roba del genere. Comunque 3 mesi fa. Forse Flaibano. O col Flaibano, secondo me. Col Flaibano? Ecco, sì, allora ti capisco. Eravate nel momento di crisi. Una delle peggiori. Però adesso, scusa, adesso al volo, adesso li ho visti giocare in Coppa,
tenendo presente che mancava anche Nastri, che non mi ricordavo, loro secondo me possono ambire anche a vincere il campionato. Mister, hai vinto anche tu una coppa, dove eravate qua? Dov'è? Torviscosa. Torviscosa 1998. Con la? Contro la Gorizia. E tu allenavi la Sacilese? Io allenavo la Sacilese, sì. Dimmi visto che facciamo sempre questa parte anche le storie, no? Allora volevo lasciare anche una cosa storica, no? Per tenere la linea di terzo tempo, no? Sì, no, ma... Dimmi un giocatore qua top, chi avevi, non so. Beh, ce n'erano lì, c'era Giavon, c'era Beaco, c'era Toffolo, c'era Coan, c'era Scodeller, c'era Piovanelli. Insomma, chi è il pelato, capitano? Piovanelli. Ah, Piovanelli, ok. Ce n'erano i giocatori, ma la persona più importante lì era Angelino Cavuz. Certo. Che ha gioito come un bambino che non so, cioè mi ricordo la gioia del presidente a fine partita. Ma era meno seguita questa coppa quella volta? No? Ma sì, diciamo che rispetto ad oggi sì, perché a Torviscosa sono state 700-800 persone quella volta lì. Comunque non male, dai. Però adesso io vedo quella coppa lì e l'ho vinta come dirigente anche col Brian, sì, come direttore generale col Brian l'ho vinta e devo dire che è stata un'altra cosa. Allora, di solito faccio il domandone all'inizio e adesso in chiusura, prima del nostro speciale che chiude con i momenti, il nostro piccolo docu della Coppa. Rapidi, secco, a chi dedicate queste coppe? Luciano, a chi la dedichi? La Coppa. La Coppa, chi dedica? Noi la dedichiamo alla società. Alla società. Ardini, hai una dedica in particolare? Io la dedico a Paolo Sambuco. Bravo, bella dedica. Io alla famiglia. Ok, mi inquadrate loro mentre fanno la dedica che è il più bello. Alla famiglia io sì. Famiglia, Moretti. Anche io ti direi famiglia, sicuramente. Al papà che ti ha insegnato come parare quel tiro di Zorzetto, quel colpo di testa di Zorzetto. Va bene. Scusa, prima di chiudere, se posso dire, non abbiamo mai nominato stasera Stefano Fabbro, il loro direttore sportivo. Bravo. Un altro percorso, un altro inserimento in società di uno che insomma negli ultimi anni, finale col Flaibano, ha riportato il Fagagna dalla prima categoria in eccellenza, adesso è andato a Codroipoli, insomma poi con Rive Flaibano di nuovo, insomma Stefano Fabbro è un altro dirigente che Bravo. è un altro tassello che loro hanno inserito importante. E aggiungo i complimenti alla Sanvitese, ci siamo trovati davvero come a casa, brava Sanvitese, ne parleremo nel piccolo docu. Per me la Coppa ha sempre avuto un gran valore, ringrazio TV 12 perché insomma mi ha dato la possibilità, ho scoperto che posso fare la cronaca in diretta della finale, quindi insomma ci tenevo visto che ultimamente non mi era capitato più di farla, quindi grazie, 21.000 telespettatori, io dedico questa Coppa che noi raccontiamo, la dedico ovviamente ai dilettanti invece, perché ogni Coppa noi, come a tutto campo, adesso come Terzo Tempo e TV12, vogliamo raccontare, la racconteremo sempre al massimo. Spero di avervi raccontato nel migliore dei modi. Io ringrazio Luciano Facchini, grazie Marco Nardini, Alessio Codromaz e grazie a Luca Moretti e stasera Simone Fornasiere, Ermanno Tomei. E noi come raccontiamo la Coppa ve lo facciamo vedere proprio in questo servizio di chiusura. Ciao! Mi racconti la tua giornata di Coppa Italia? È stata una giornata bellissima. Bellissima, una giornata fantastica. Questa giornata è stata unica davvero. La mia giornata è stata bellissima, prima di tutto, e emozionante perché comunque è la prima finale di Coppa Italia che affrontavo e quindi c'era un po' di tensione. Questa aveva un sapore particolare perché erano due società che si stanno giocando il campionato in un impianto bellissimo di una società storica. Per la Sanvitese è stata una giornata sicuramente di grande soddisfazione perché penso che siamo riusciti a offrire ai numerosi spettatori che sono arrivati qui a San Vito una cornice degna di un appuntamento così importante come la finale di Coppa Italia. C'è in questo momento, se vuoi, anche un po' di stanchezza perché insomma l'abbiamo preparata e non bisogna dare per scontato nulla. Ci si stanca anche a preparare questi eventi qui, però la soddisfazione poi ci ripaga assolutamente. Bella veramente, è stato emozionante vedere tutta questa gente
e ringrazio la San Vitese per aver organizzato molto bene questa giornata. E devo dire che il gioco ha valso veramente l'impegno che ci abbiamo messo, perché è stato un risultato bellissimo. È stato tutto bello, fuorché il risultato, insomma. È stata una giornata indescrivibile, perché comunque siamo partiti dai gironi in cui abbiamo detto proviamo a passarli, non l'avevamo mai passati in tutti questi anni che sono comunque a Codroipo. Li abbiamo passati e da lì abbiamo preso consapevolezza che potevamo andare avanti fino alla fine, no? Una giornata piena di emozioni sicuramente, che è partita non solo da oggi, non voglio parlare solo della giornata, perché comunque sono emozioni che te le porti dietro dalla vittoria a Monfalcone. Diciamo che questi ultimi 2 giorni sono stati, sebbene di festa, 2 giorni un po' di tensione. Perché c'era la paura, siccome, come ti raccontavo prima, ne ho perse 2 su 2, e quindi, essendo un po' scaramantico, devo dire la verità, la tensione era alta. Però poi, quando siamo entrati in campo, ho visto che in tutti gli altri ragazzi che la tensione piano piano scemava. Una partita bella, penso anche bella da vedere da fuori, emozionante, difficile. Siamo andati in svantaggio, poi siamo stati bravi a rimanere concentrati sul pezzo, siamo riusciti a riprenderla. E poi dopo l'abbiamo portata ai rigori, e vincere così ai rigori, insomma, un'emozione indescrivibile, dai. Una cosa che ti resta, che ti porterai dentro, una cartolina di questa giornata. E devo dire 2 in particolare. Il primo, l'inno di Mameli, l'inno d'Italia, cantato da questa grande cantante Chiara Lopresti. Dell'elmo di Scipio se cinta la testa. La partita è iniziata con le 2 squadre che si sono controllate e ovviamente non decollava. Poi c'è stato l'episodio del gol, è chiaro che quello è stato il momento più bello, più importante, perché ti dava una speranza. È il secondo il boato di gioia dei tifosi del Codroipo al momento del gol. È l'emozione vera che solo il gol può scatenare, è il momento più bello in assoluto che esista. Poi logicamente fai gol e quindi poi in un ambiente, un'atmosfera come quella di oggi, ancora di più ti esalti. La cornice che abbiamo visto credo che sia stata emozionante per tutti, non soltanto per noi. Stupendo. Cosa si prova da giocatore? Dilettante comunque? Non ti senti un dilettante, assolutamente, sembra di essere un professionista, perché oggi c'era veramente tanta gente. Si vedeva sia nella tribuna laterale che in questa qua, è stata veramente un'emozione unica, bellissimo. Ho l'immagine da un lato delle 2 tribune piene, la tribuna quella coperta e la gradinata dall'altra parte, e penso che non siano tanti gli stadi che comunque possano offrire questo tipo di cornice. Io ho giocato tante partite qua, ma non c'era mai stato così tanta gente, no? Perché io sono di San Vito e non c'era mai stata così tanta gente. Me l'aspettavo ed è stato bello. E poi ho qualche immagine di alcuni volontari che sono a lavoro e me la conservo per me, però per me è significativa e per tutti noi lo è. Siamo riusciti a costruire, Massimo tu lo sai benissimo, nell'arco di qualche anno un evento che non si dovrà fermare qui, perché dovremo sempre cercare di alzare l'asticella. Siamo partiti veramente, diciamo così, in maniera pionieristica, abbiamo raggiunto dei buoni livelli, ma possiamo ancora fare meglio e ci impegneremo tutti assieme per fare meglio. Certo che oggi veramente è stato un bellissimo momento, sarà per le condizioni del tempo, sarà per le 2 società, però devo dire che sarà per la stessa partita che si è decisa ai calci di rigore. È stato un bellissimo spot per il nostro mondo. E Tamai Codroipo è la finale di Coppa Italia, benvenuti su TV12, ecco a voi la finale. Un momento della partita, tuo particolare, da raccontarmi. Dopo l'1-0, l'unica cosa che ho fatto io è stato incitare i ragazzi, ovviamente io sto già pensando a cosa devo fare per cercare di riportarla in pareggio, e lì volevo vedere quanto erano maturi i ragazzi, e infatti qualcosina ci manca, perché hanno avuto quei 7-8 minuti dove avevano perso 2 palloni, dove loro potevano fare il 2-0, siamo rimasti vivi. Mister voleva farmi entrare
al posto di difensore per comunque ribaltarla, insomma, negli ultimi 10 minuti, poi ha segnato Rizzi per nostra fortuna. E poi però ho visto qualcosa di straordinario sul quale lavorerò e cercherò di consolidare e cementare la voglia di rimanere in partita, la voglia di andare a prendersi il pareggio e la voglia di prendersi la Coppa. Perché siamo stati bravi a continuare a fare quello che sappiamo fare. Non ci siamo buttati giù, non è cambiato il tipo di partita, siamo stati bravi a rimanere in partita. Tutto sommato l'abbiamo sentito il gol, cioè l'abbiamo subito un attimo, l'abbiamo subito per 10 minuti, loro hanno avuto un paio di occasioni dove però non hanno tirato in porta, pericolose, e lì sono stati bravi e fortunati. Dopo sul gol di Rizzi è stata un'altra partita, nasce un'altra partita. Il gol è la ciliegina sulla torta, possiamo dirlo, di questo cammino che stiamo percorrendo, perché comunque da quando è arrivato, ben cambiato mister quest'anno, tutto quanto, non dico che sia un cammino facile, perché siamo in tanti, siamo una rosa folta e quindi abbiamo pochi spazi. Infatti era la prima partita di Coppa che disputavo e quindi sì, bene o male si cerca di far girare tutti, però non è facile, lo comprendo e i malumori ci sono. Però io credo che il gol appunto sia appunto una ciliegina sulla torta, perché ripaga. Sì, ripaga tutto, prima o poi torna. Un momento preciso di questa partita che ti porti dentro, nella testa? Io penso due. La grandissima parata che ha fatto Luca sullo Zorzetto. Io credo che lì forse è stato un primo passo per la vittoria finale. Chiaramente se non fa quella parata lì probabilmente non finisce così, insomma. Se vanno sul 2-1 non so come va a finire, voglio rivederla perché non l'ho percepita al 100%, però secondo me è stata una bella parata. Parata di Moretti, questa parata è davvero da copertina. La Coppa Italia si decide ai rigori. Tonizzo contro Giordano, primo rigore, spiazzato. Il rigore per te? Tranquillo. No, non è mai così facile, poi in una finale la pressione è tanta, quindi poi io, come dicevo, ci tenevo particolarmente a vincere questa partita, quindi la tensione non nego che era alta, però ho cercato di mantenere la calma e la lucidità e di fare quello che dovevo fare, insomma. Zorzetto contro Moretti, alto. E probabilmente il primo rigore quando sempre Zorzetto l'ha sbagliato, perché lì è stato secondo me un segnale. Il rigore ero più tranquillo rispetto a quello di Monfalcone, non li avevo mai tirati se non tanti anni fa e sono andato sicuro, ho detto la metto lì e l'ho messa proprio lì dove dovevo metterla. Il rigore praticamente quando l'arbitro ha fischiato alla fine dei supplementari la mia testa si è azzerata e incredibilmente ero super tranquillo. Non ho avuto un minimo, ho avuto più tensione prima della partita, per assurdo, che non prima di calciare il rigore. Poi è andata bene, insomma, i rigori è stato bello. Se sbaglia è finita. Bourma. Moretti si prende la Coppa, protagonista in semifinale, in finale, per ancora. Ed è lui, l'uomo copertina di una Coppa storica del Codroipo. Vince 4-1 ai rigori la squadra di mister Pittilino, che aveva detto: se vinciamo piantiamo da qualche parte una bandiera. Lo può fare perché è la sua seconda Coppa da allenatore. Hai vinto seconda Coppa, cosa provi? Sono contento ed è molto similare a quello che è stato a Gemona, che era il punto più alto di quella società. Oggi tocchiamo il punto più alto del Codroipo dopo 105 anni, quindi auguro però al Codroipo che sia un punto di partenza, che sia d'auspicio per qualcosa di più. Adesso ci ritufferemo nel campionato e speriamo che la macchina non si fermi. E per salutarci, dove pianterai quella bandiera? Adesso vado al nodo, potrebbe essere al nodo magari. Per la prima volta in 105 anni di storia il Codroipo vince la Coppa Italia di Eccellenza. Dopo il Brian Lignano c'è una nuova storia, è quella del Codroipo. Motivo di vanto, dire adesso di averla vinta rimane lì.
Cioè, anche dovessero rivincerla, questa è la prima Coppa vinta da Codroipo, quindi resterà nella storia. E alzare quella Coppa allora? E alzare quella Coppa, ancora tremo quasi quasi. No, bellissimo, veramente un'emozione unica. È stato bello perché mio fratello l'ha vinta 3 volte, quindi ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto: tu non dire niente a nessuno, prendi i Toscanelli come rito propiziatorio, portali, non dire niente, se va bene alla fine te li fumi insieme alla squadra, e così abbiamo fatto. Coppa la dedico al gruppo che siamo, perché siamo un gruppo veramente formidabile, quindi io la Coppa direi che possiamo dedicarcela a noi stessi.